Continuano le prese di posizione relative all'ultima seduta del Consiglio Comunale di Agrigento avvenuta lo scorso venerdì. Dopo la nota ricevuta dal consigliere Davide Cacciatore in sostegno alla maggioranza e contro il comportamento dell'opposizione, arriva puntuale oggi la risposta attraverso un loro comunicato da parte dei consiglieri di minoranza Firetto, Bongiovia, Amel, Bruccoleri, Vitellaro, Amato, Fontana e Spataro. La vicenda delle composizioni delle commissioni consiliari è scritto al Comune di Agrigento è la chiara dimostrazione della volontà della maggioranza di voler inaugurare un metodo di gestione dell'amministrazione della città con sistemi di prevaricazione e secondo criteri di esclusione e di disprezzo per il ruolo della rappresentanza democratica delle minoranze. La scelta della distribuzione dei consiglieri nelle varie commissioni approvata da sola maggioranza è illegittima, viola le norme dello Statuto e tanto da poter essere impugnata in sede giudiziale presso il Dipartimento delle Autonomie Locali. Questa scelta, è scritto nella nota stampa dei consiglieri di minoranza, è stata giustamente contestata anche con l'allontanamento dall'Aula dalla minoranza in quanto giudicata inaccettabile frutto di trattative privatistiche tra gli esponenti della maggioranza. Sono stati ignorati i passaggi formali della convocazione della conferenza dei capigruppo e di questo è prova l'assenza di verbali comprovanti ogni qualsiasi contraddittorio tra i gruppi consiliari sulle scelte dei consiglieri da inserire in ciascuna commissione. Dopo 75 anni di democrazia ad Agrigento si torna indietro e si confonde la gestione amministrativa con la gestione del potere, smentendo in maniera clamorosa ogni dichiarazione dello stesso primo cittadino, che all'indomani della sua elezione affermava di voler essere il sindaco di tutti e di voler governare nell'interesse della comunità, indipendentemente dal colore e dalla collocazione politica, a meno che cambiare rotta, fra virgolette, non significava solo tornare indietro. Le commissioni consiliari sono uno strumento di lavoro che serve a migliorare la vita amministrativa e non un mezzo per esercitare il potere dei potenti di turno che vogliono attuare solo un assoluto e mortificante controllo di compatibilità politica di ogni atto deliberativo. Per queste ragioni i gruppi di minoranza hanno voluto fortemente manifestare il loro dissenso per dare piena dignità al ruolo di tutti i consiglieri comunali che, a dispetto di ogni furberia e rocambolesca manovra di chi vive ancora i sentimenti del settarismo e dell'integralismo, sono e restano il primo e reale raccordo con la volontà popolare e hanno il compito di assicurare le garanzie di trasparenza e legalità degli atti amministrativi. Su questa linea, conclude la nota stampa di Firetto, Bongiovia, Amel, Bruccoleri, Vitellaro, Amato, Fontana e Spataro, continuerà l'impegno della minoranza consiliare per fare rispettare le regole.